Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi siamo tornati in diretta su modalità conquista. Siamo ad Amiens qui. Come potete vedere ho sbloccato una nuova arma. Addirittura ho sbloccato una delle skin più belle per quest'arma. Se non sbaglio è leggendaria. Più avanti ve la farò vedere. In questi giorni, in queste ultime settimane non ho caricato video sul canale perché sono parecchio impegnato con lo studio, ma comunque ancora non ho trovato, diciamo, un gioco sul quale focalizzarmi per bene. Quindi al momento sto giocando occasionalmente a Battlefield, quindi caricherò dei video occasionali sempre di Battlefield 1. Al momento aspettate, vediamo se ho i soldi per comprare. No, non ce li ho. Vabbè, partiamo con il carro. Al momento non ho i soldi per comprare nulla. Però dicevo, al momento non caricherò video costanti, cioè ogni giorno, ogni 2 giorni. Caricherò, diciamo, qualche video di Battlefield, ma senza una data precisa. Al momento ho sbloccato davvero parecchie cose, ve le volevo far vedere. Intanto vediamo se possiamo vincere questo conflitto. Ho beccato solo di... non ci credo, l'ho beccato solo di... spiego un attimo. Oh, perfetto, siamo riusciti a farlo saltare in aria. Abbiamo ucciso quante persone? Ben 3, ci siamo fatti quasi 1000 punti. Purtroppo il primo colpo è rimbalzato perché l'ho preso proprio nello spigolo. Allora, vediamo un po', la riparazione automatica ce l'abbiamo. Sì, questo è l'ultimo carro che ho sbloccato. C'è questa specie di cannoncino davanti. Sembra molto interessante. Allora, vediamo se possiamo adesso concentrarci sulla partita. Amiens non è una delle mappe che mi piace di più, però non l'ho mai fatta, se non sbaglio, sul canale. Oppure l'ho fatta poche volte. Vediamo di giocarla e fare un bel po' di punti. L'altra volta, se non sbaglio, ho fatto 25 uccisioni in una partita. Ho sbloccato... attenzione. Attenzione. Vediamo se possiamo... addirittura, oh, questo carro. No, ok. Qua c'è qualcuno che si sta attrezzando. Il carro avanza. Facciamo così, buttiamo un po' di gas. L'ho mancato. Lui... No, ci siamo bloccati. Vai, torna un attimo indietro. Devo ripararlo un attimino. Eccolo che avanza. Gli ho sabotato l'arma. Perfetto. Allora, fermiamoci un attimo qua. Tanto qua stiamo sparando. Questo getta gas dai lati, quindi è interessante. Vediamo un po' se possiamo ripararlo per bene, che stanno avanzando. Guardate, sembra anche competitivo a livello carro contro carro. Kit sentinella. Eccolo che avanza, vediamo se posso essere bello preciso. Come ho fatto a mancarlo? Ricarichiamo. Dov'è? L'ho mancato, non è possibile. Si sembra competitivo perché... oh, c'è qualcuno dietro. Non vorrei che sia un qualche assalto. Facciamo così, buttiamo qua il gas. Niente, brutta posizione questa. Andiamocene di qua. Utilizziamo la riparazione rapida e riprendiamo il cingolo. Ok. Vediamo un po'. Ho sbloccato il Martini Henry per il cecchino, ve lo farò vedere adesso se riesco a sbloccarmi da questa situazione. Siamo arrivati in un brutto punto. Vai. Vediamo chi c'è qua. Mamma mia, ci stanno massacrando. Non posso neanche scendere qua. Via. Siamo riusciti a salvarci, non so come. Mamma mia. Andiamo via. Questo fucile è discreto. Ne ho ucciso un altro. Vai. Perfetto. Ragazzi, ce la siamo cavata, Allora, riprendiamo il controllo. Aspettiamo che sto gas finisca e ripartiamo. Chi c'è qua? Stai calmo. Gas finito. Qua è libero. Qua pure abbiamo C a un paio di isolati da qui. Maledizione, ci stanno conquistando tutto questi. Ci stanno proprio distruggendo. Vediamo, dov'è C? Sì, ma C è impossibile. Ho qua io la pistolina modificata, non posso far nulla. Allora, spacchiamo qua sta porta, finestra. Spaccala. Usciamo. Sì, vabbè, il vicolo cieco. Volevo provare ad andare su E. Vediamo se possiamo farcela. Vai. Vediamo se possiamo evitare un contatto diretto, perché quest'arma non è tanto...
Ma dai! Ma che è successo? Perché non l'ho colpito? Oh. Nuovo grado ottenuto. Carrista, penso, numero 2. Non so perché l'ho sbagliato, ero troppo vicino. Allora, vediamo di avanzare. Forza, qua siamo troppo aperti, via, via, via. Che c'è qua? Altre munizioni. Oh, abbiamo anche una granata. Ma no, perché avete buttato le mine qua a terra? Saltiamo tutti in aria. Allora, andiamo avanti. Qua c'è... Oh, qua c'è qualcosa. Kit sentinella, interessante. Vai. Una bella granatina. Vediamo se becchiamo a qualcuno. Oh, usciamo? Non vedo niente, ma sparo lo stesso. Che c'è? Ma dai, no, dov'è sto fuoco? No, non è possibile, sono morto. Dov'era il fuoco? Ah, ma che ci ha gettato qualcosa di incendiario. Va bene, abbiamo preso 2 punti. Vediamo. Ah, vi volevo far vedere il Martini Henry. Però secondo me non è al momento un ottimo fucile. Non riesco almeno a essere molto preciso. Faccio sempre pessimi punteggi con questo fucile. Cioè non riesco mai a essere molto preciso. Cioè, è stato un caso che l'ho ucciso adesso. Però secondo me ci sono di migliori di fucili. Andiamo qua dentro. È vuoto. Vai. Ce ne sono altri. Adesso magari ve li faccio vedere. È un buon fucile, però bisogna essere molto precisi. Vediamo un po'. Sì, fa parecchio danno, soprattutto nella media distanza. Oh, guardate là. Sì. Vediamo dove sono. Dovevano essere da queste parti. Allora, facciamo una cosa. Qua mi sembra un bruttissimo punto. Guarda quello. Morto. Aspettate. Questa partita secondo me la straperdiamo perché 20 uccisioni non 20 ne uccisi. 10. Ah, forse erano cumulabili. Comunque con queste medaglie si sblocca davvero un bel po' di esperienza. Qua chi c'è? Non c'è nessuno. Oh, là sotto, ma... Mamma mia. Allora, proviamo di qua. Ma penso di rischiare un bel po'. No, troppi. 12 però ne abbiamo ammazzati, non male. Comunque, Martini Henry, sì, mi piace, ma pensavo di meglio. Per adesso sto usando molto lo SMLE, eccolo qui, fanteria. Questo sembra molto interessante, l'ho visto in parecchie clip online ed è davvero un buon fucile. Davvero un buon fucile. Davvero un buon... vabbè, è bello nascosto quello lì. Voglio... No. No. La testa, esci la testa. No, peccato, gli ho tagliato un orecchio, gli ho staccato, peccato. E momentaneamente mi rimetto l'assalto. Penso che sta partita la straperdiamo perché guardate dei punti che hanno sotto... Vedo di andare su B adesso, devo cercare di... acceleriamo un po' con la... Ai. Ecco qua. Riprendiamoci un attimo. Vediamo di allontanarci il più possibile. Vediamo. Sì, ma c'è sempre... No, non è possibile. È bella barricata la zona. Ci sono troppi soldati. Bella difficile sta squadra, guardate. È bella tosta. C'è il primo in classifica dall'altra parte. C'ha 18 uccisioni e una morte. Niente, dobbiamo per forza fare qualcosa. Oh, mi fate spawnare. Ma non ci credo. Ma che vuol dire spazio non sufficiente per lo schieramento? Addirittura ci stanno prendendo pure F. Chi c'è qua? Chi c'è su F? Peccato. Quest'arma è ottima nel fuoco ravvicinato, mentre nella distanza, diciamo, va un po' a perdere. Vediamo un po' qua. Niente. Non ci sia nessuno. Allora, vediamo se possiamo prendere quei 4 obiettivi. Ne abbiamo solo 2. Andando avanti di questo passo 5 minuti e la partita è finita. Vediamo se possiamo... Oh! E che c'era là, ragazzi?
Mamma mia. Con quella bomba incendiaria avrò fatto 500 punti. Peccato che poi sto fucile ha appena 25 colpi. Guardate quello che c'è. Li ho feriti tutti. Sì, prima c'era un gruppetto di soldati che si sta avvicinando. Era questo. Allora. Sì che c'era pure un lanciafiamme là, una sentinella. Maledetto. Oh. Oh, mamma mia. Vediamo se c'è qua un medico che ci può tirare su. 12 metri, 11, ma non penso. La zona... No, forse ci ha visto, forse ci ha visto, forse ci ha visto. Guardate dov'è quel medico, lì nell'angolo. Ha salvato a quello. Vediamo se ci vuole salvare. Dai, qua sono. Maledetto. Niente, se ne sta fregando. Abbiamo perso l'obiettivo Foxtrot. Foxtrot pure abbiamo perso. Allora, prendiamoci sto carro armato e partiamo, ragazzi, vai. Non faremo nulla perché siamo molto lontani, però proviamoci lo stesso. Forza, questo è proprio carro anticarro. Voglio prenderlo comunque. Non ha seconda arma. Ha appunto... Che ha? Oh, che c'era qua a terra? La riparazione ed esclusivamente il gas. Obiettivo perso. Solo 2 obiettivi riusciamo a tenere. No, non c'è niente da fare. Appena 2 obiettivi, eh. Abbiamo conquistato l'obiettivo Foxtrot. Là c'è il vicolo. Partiamo, partiamo. Oh, 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 oh. Via, via, via. Ma non è possibile, che sfortuna. Vai. Che ne sapevo che là c'era proprio il carro. Copritemi un attimo. Che è quella cosa? Una bomba? Vediamo se possiamo buttarla a terra. Là c'è un assaltatore No. nemico. C'è una mina là a terra. È saltato in aria. Altre mine. Mi vogliono far saltare in aria, eh? È rimbalzato. È rimbalzato. Beccato. Via. Via. Facciamo così. Vai, 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 vai. Ripariamolo così e così facciamo molto prima. Forza, 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 forza. Vai. Bella. Vabbè. Giro. Avanti. Quel maledetto carro è saltato in aria. Però attenzione a qualche... Se c'è qualche mina qua a terra facciamo un bel botto. Ok. Spostiamo questa carcassa vecchia qua. Vediamo se ci fanno passare. Guardate un po' che quello che dobbiamo fare. Oh. Hanno fatto distruggere una casa. Allora partiamo. Vediamo se ci possiamo prendere C. Che c'è qua? Perché siamo tutti fermi? Boom. Spariamo così senza... Oh, gli ho fatto sbagliare. Vai, spariamo pure noi. Sto alberello qua non ce la facciamo. Ah, ok. Passiamo di qua. Se ci buttiamo lì nella mischia facciamo veramente un bel botto. Quindi vediamo di passare da questa stradina sulla destra. Almeno facciamo 3 obiettivi e 3 obiettivi. Vedo una mitragliatrice. Guardate un po' quello che c'è qua. Partiamo, ragazzi, forza. Abbiamo 2 cannoni, uno per lato. Là c'è una postazione fissa che ci ha preso di mira. Fortunatamente. Ecco. Vediamo se possiamo dare una mano da questo frontone. Buttiamo a terra quella casa. Forza, ragazzi, forza, ragazzi, forza. Avanziamo. Un po' di gas qua sotto il ponte. Ci possiamo prendere sto bel punto C qua. No, ma proprio sto carro è solo utile contro gli altri carri. Forza. Qua c'è uno che sta avanzando. La bandiera mi rompe le scatole. Avanti, un po' di gas. Riparazione rapida. Sono tutti qua sotto. Mamma mia. Vai, vai, vai. Ripariamo, ripariamo, ripariamo. Ehi là. Ce n'è un altro in arrivo lì. È morto, perfetto. Almeno siamo riusciti un po' a muovere le acque. Vedo un assaltatore Un nemico. assaltatore nemico. Purtroppo questi non sono proiettili esplosivi.
Sono secondo me proiettili penetranti, perforanti, qualcosa che non esplodono, cioè sono perforanti e basta, quindi non hanno potenziale esplosivo. Guardate a quello. Abbiamo perso l'obiettivo eco. Niente, questo carro è utile solo contro gli altri carri. Oh, ma che sto facendo? Ma che sto facendo? Niente, ragazzi, siamo fregati qua. Siamo fregati. Meno male che c'è un po' di gas che ci aiuta. Guardiamo la minimappa, giriamo. Aio. Niente, giù. Ah, lo volevo riparare. Oh mamma. Ah, peccato. Vabbè, volevo fare un po'... train needs fresh up. Vabbè, ho cercato di dare una smossa lì sul punto C. A quanto pare non siamo riusciti, però... Dico, sto carro è ottimo in alcuni casi, in altri non va bene. Tipo, se lì avessimo avuto, per esempio, il carro supporto di squadra, avremmo fatto sicuramente meglio. Penso che la partita non riusciamo completamente a vincerla. Bello, 65 punti di danno. Allora, facciamo una cosa. Proseguiamo da questa parte. Vai. Tanto... 9 punti di vita. Però 16 uccisioni le abbiamo fatte. Adesso quando si completano le medaglie, là si guadagnano davvero tanti punti esperienza. Allora, facciamoci back. Oh, ci hanno visto. Mi sa che l'ho preso. No. Col fucile di Lawrence d'Arabia. Ci ha sparato dritto in testa però. Poi per il supporto, se non sbaglio, ho sbloccato qua questa specie di MG peso ridotto, però non è tanto di mio gradimento. La partita l'abbiamo strapersa, metà e metà abbiamo fatto. No, qua sotto che c'è. Olè. Mamma mia. Vabbè, va, io pure sono stupido che mi getto in queste situazioni. Devo partire un po' più da lontano. Ma ormai, diciamo, la partita è terminata. Questi guadagnano un punto al secondo. A momenti, guardate un po', 72-73. In 30 secondi abbiamo finito. Vediamo un po' qua cosa c'è. Vai. Uso sto secondo cannone qua come arma, che è spettacolo. Vediamo se posso fare un'uccisione qua alla lontana. Boom. Vediamo. Individuazione. Attenzione, ragazzi. Vediamo quello che posso fare. Là ce n'è un altro. Boom. 20 punti di danno, avete visto? Vai. Muori. Finita. Oh, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay di Battlefield 1. Vediamo un po'. 17-9 abbiamo fatto. All'inizio partita non male. Poi fine partita, diciamo, abbiamo un po' arrancato, anche perché la squadra nemica è veramente 37-4, 27-13, dei mostri. 20 minuti di partita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vediamo se abbiamo preso qualcosa. Penso proprio di no. Vediamo un po', perché vediamo un po'. Invece sì o no? Vediamo. Niente, va bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti.